E allora io praticamente do un consiglio, quello per esempio che viene a fare la dieta, quelli sono diabetiche, cose, deve stare attento, devi mangiare pasta integrale, pane integrale, verdura, certe cose, tutte cose integrali, filoncino integrale, cristino integrale, tutto quello che ci vuole, vai giusto a così, perché se uno mangia cose grassume, non è, poi butta, non è buono, perché uno va stare attento, specialmente con il diabetico, c'è sta attento se fa l'insulina, si deve curare, se fa le nasi del sangue, tutto bene sistemato, e mangia sale poco, o se no ce lo sale che il diabetico, che il ciuffino, non quello che mangiamo noi altri, perché non è buono, perché sennò la pressione aumenta. Non è buono mangiare quello di verdura che succhio. Ed è tutte queste cose dopo, però cose grasse come cosa la valeva tutta in mezzo, perché se no non ha fatto niente. La diabetica aumentare va la pressione, è un munzio qui già è chiso, è chiso, poi se ci devo mettere. Dolciumi ne possono mangiare? No, dolciumi si può mangiare qualche cosa di diabetico, non che so quale è, perché se non ha fatto niente, peggio perché poi la pressione aumenta, qui gira la testa, la pressione, e tutte cose, è chiso. E poi soprattutto si devono mantenere sempre controllate. Sempre no? controllate anche dal medico, fate la sangue, se c'è la moglie che si può ingiuire per bere quello che microbino quando ha lo zucchero e tutte queste cose. E io poi ci assegnano le cose tutta la cura giusta che sono carne a fare. E che con questa dieta quanto si perde su peggiore? Dipende su come mangia, se si mangia normale e fa la cura giusta può cominciare a perdere la dieta, ma se mangia a testadiglia o a testadiglio la dieta non la perde mai, anzi a aggravare va. E poi peggio può bere qualche cosa brutta, non è bello. Uno deve stare attento, occhio, perché se no la vita è una volta sola. Perché poi ci sono problemi. Poi porta complicazioni poi sulla vita uno. Non è buono. Lo zucchero, se a posto di pigliare sul zucchero che beviamo un caffè, non pigliare niente. Ma se no, se pigliare un caffè, quello ci sono le zuccherine che le adatte, a fialette si mette al goccio là. Chi li piace a diabetico, non zucchero normale, quello che gli vive, no. Non funziona perché sennò non ha fatto niente. Il diabetico a posto da abbassare aumenta il zucchero. Certo. Perché ci capita la zia mia con questo zucchero. Che è successo? Che pensava aveva lo zucchero. Chi la mangiava soccheglia? La dieta una fece buona è un gecchio. Sarebbe una sorella di mio padre, è capitato così. Certo, saprà per l'occhio. Certo, devo stare attento a queste cose, perché è una cosa. Si dice sempre noi siamo quello che mangiamo. Quello che è l'alimentazione che mangiamo noi, perché se tu mangi un'alimentazione giusta, allora tu puoi fare tutte le analisi, sembra certamente la fai sempre, perché se uno viene abbandonato, non fa mai niente, tutto trascurato, e mangia solo cucine, no, non è buono. Se uno non ha niente, certo, anche uno è diabetico, ma stare attento per esempio anche le grasse le cose, va stare attento su come mangia, perché anche sul raso se ne va lo sangue, non è buono. Uno mangiare cose per cosce di pollo, per pette di pollo, la salsiccia fatta più meno grassume, tutto sulla Sicilia, poi ci metterci a dire il 50%. E la mattina colazione sa fare? La mattina fa la colazione normale. Per dire che faccio poche cose, per esempio, se chi è diabetico fa la colazione normale, se chi è senza diabetico fa la colazione sempre diversamente, però non deve essere fuori la norma di mangiare, capisci? Perché sennò chi è secco magari si piglia qualche chilo magari, perché 2 chili chi è, perché è un pochettino più magro, vabbè. Poi esiste poi tutto sta la sostituzione della persona, perché io mi sento bene, allora dici devi un po' male, vabbè, non è importante essere troppo rosso, ma a me sei giusto. Certo, se è troppo secco poi ci sono problemi, complicazioni, vuol dire c'è qualcosa che non va, o perché mangi più piccolo, no, c'è qualche cosa che non è che una cosa va, però sempre uno si controlla, è tutto sistemato. E questo è tutto qua. Io vi lascio tutta la buona giornata. Voglio bene a tutte e vi ringrazio a tutte, il signor Zao vuole bene a tutte. Le devi ringraziare pure perché scrivono commenti belli, che ti fanno complimenti. E avete ringraziato tutta la mia, perché io sono una persona corretta e avete fede al Signore, quelli che ce l'ha, quelli che non ce l'ha vuol dire che se ne va con il diavolo, e quelli che sono con il diavolo non è buono. Mi ricordo il diavolo a sbattere l'ossa delle pere per giusto, caro.
Avete appena così, vi avete detto con il Signore, non con il diavolo, come quella persona che si ne con il diavolo. Se con il diavolo si ne con la persona, non con il Signore. Questa diceva a me che se mi accompagna, lo voglio dire, non ho paura. È la verità, non mi posso ammucciare, se ne con il diavolo, io la portavo con il Signore, e io se ne con il diavolo, io sono con il diavolo come ci mangiavo l'ossa delle pene. E ancora una persona, ancora, il diavolo tutta se la va all'inferno, vede che campa, quando crepa se la va all'inferno. Io me ne vai scendendo sotto con il Signore, che gli porto fede al Signore, io no, io non ci vado con il Signore, e sapete, sua madre se ne andava con il diavolo carbonizzato, no, il diavolo. Perché il diavolo chi succede? Carbonetto. Non è che c'è fedeltà giusta, giusto e ci siamo. E non mi avete ammirato, quindi che va il diavolo non ci va con il Signore, se ne va all'inferno, se ne va, non c'è al purgatorio. E così si scannalia, perché il mio figlio non ce lo faccio vecchio e io si merita chissà. Perché non ti chiesto figlio non mi più niente, è normale che giusto ora i miei figli vanno a corrente con mia. Va con la persona, con il padre che mi trattate per bene i figli, noi da, che trattava male i piccoli, che buoni trattava, su cui trattava buono. Ah, so che passavo quando c'era padre, i miei figli, so che ne passavo con chissà, so qua, li capelli mi è diventato, no, chissà sono bianchi, ma è diventato qua più bianco ancora. La barba è bianca, ma è diventata la barba ancora più bianca ancora, per come l'aio, per come mi state prendendo a me adesso. Chissà me ne fece passare guai, Dio solo lo sa. Comunque, il mio Signore mi ha portato sempre la vera e non mi faccia da giusta. Ok, io vi lascio e buona giornata. Vi voglio bene a tutte. Oh yeah!